Tutti quanti, quando eravamo ragazzi, giovani, bambini, abbiamo in qualche modo avuto la varicella. La varicella ci ha provocato le pustole, siamo stati male. Che è successo però? Che a un certo punto il virus, quando siamo guariti, non è andato via. È rimasto dentro di noi, il virus varicella zoster rimane nei gangli nervosi e poi nel tempo, quando diventiamo anziani o quando abbiamo delle malattie o usiamo dei farmaci immunosoppressori, si risveglia e rientra in circolo e a quel punto non ci provoca più la varicella, ma ci provoca una malattia che chiamiamo herpes zoster o comunque chiamiamo più comunemente fuoco di Sant'Antonio. È una malattia molto pesante, molto invalidante, determinata da, tocca essenzialmente le fibre nervose. Le forme più comuni sono quelle intercostali, ma abbiamo anche delle forme molto facciali che colpiscono il nervo trigemino o anche il nervo oculare e quindi possono portare anche a cecità in qualche caso, determinate dalle pustole che compaiono nelle zone del nervo, innervate appunto dal nervo colpito, e possono portare a quelle nevralgie molto gravi, molto dolorose, che possono anche protrarsi per anni. La cosiddetta nevralgia post-erpetica può durare anche 5, 6, 10 anni dopo l'episodio acuto. Quindi noi fino a poco tempo fa non potevamo farci niente, perché anzi sono una patologia che comincia a comparire a partire dai 50 anni, ma il picco epidemiologico ce l'ha a partire dai 60, 65, fino a salire fino a 75-80 anni. Ora abbiamo un vaccino che ha un'efficacia di oltre il 95% nei confronti della malattia e del 100% nei confronti dell'energia post-erpetica. È un vaccino importante che le regioni hanno messo nel loro calendario vaccinale, si fanno 2 dosi a distanza di 2-4 mesi e sono fondamentali per evitarci la malattia. Chiunque di noi ha in famiglia o tra i conoscenti qualcuno che ha avuto il fuoco di Sant'Antonio. Bene, chiediamo e vediamo di conoscere l'effettiva gravità della malattia che noi possiamo assolutamente evitare. Quindi se abbiamo più di 65 anni o se abbiamo quelle patologie che sempre lì, pazienti oncologici, diabetici o reumatologici che usano o fanno delle terapie in qualche modo immunosoppressive, quindi abbassano la forza del nostro sistema immunitario, dobbiamo vaccinarci. Anche durante la pandemia Covid, chi ha avuto il Covid, durante il Covid abbiamo avuto un incremento di questa malattia dal 21 al 25%. È aumentato proprio perché il Covid ha compromesso il nostro sistema immunitario e quel virus che dormiva nei gangli nervosi si è svegliato e ci ha dato questa malattia. Quindi l'ulteriore invito che faccio è quello di rivolgerci ai nostri medici di medicina generale o allo specialista che ci tiene in cura, che sia il diabetologo, il reumatologo, l'oncologo, e accettare il suggerimento che ci viene da loro per vaccinarci e evitare questa brutta malattia.